Bentornato in Italia. Quant'è che sei arrivato? Sono arrivato... Quando sono arrivato? Il 29 aprile. Il viaggio di ritorno com'è stato? Hai trovato difficoltà con il problema del vulcano islandese, volo? No, è andato tutto tranquillo, per fortuna, fino a Roma, dove siamo arrivati in ritardo con l'aereo, ho perso il volo dell'Italia e ho dovuto acquistare un biglietto extra, gli ho detto datemi qualsiasi biglietto pur di tornare a casa. Stati 17 giorni intensi? Sì, molto intensi, molto belli, abbiamo avuto la fortuna di quest'anno di aver trovato sempre bel tempo e di non aver avuto vento, quindi malgrado il freddo che per parecchi giorni siamo stati fra meno 15 e meno 20 abbiamo potuto lavorare molto bene. Poi dal 22 di aprile il sole anche sopra le montagne tutta la notte. Chi erano i tuoi compagni di avventura? Ma innanzitutto era Rosa Maria Salvatori dell'Istituto Economia Atmosferico del CNR di Roma, che tra l'altro con la quale ho fatto la spedizione in Antartide del 98 e alle Svalbard del 2001 e del 2003, con la quale era lei capoprogetto in questo caso del campo della neve e della radiometria del Manto Lavoro. E poi il nostro lavoro era anche inserito in un contesto un po' più grande, che l'ho capito lì tra l'altro, dei rilievi del manto nevoso e di campionamenti del manto nevoso per l'Università di Firenze, per il CNR stesso e con prolungamento della ricerca che arriva fino in Inghilterra da un ricercatore che ci deve costruire un modello di simulazione del manto nevoso per capire gli azotati, come si muovono all'interno del manto nevoso e il perché c'è un picco di ozono in questa stagione che poi scompare proprio sopra il polo. C'è un po' un punto di domanda a cui bisogna dare un po' una risposta, per cui il mio lavoro era sì con l'Istituto di Cambiamento Atmosferico, il quale aveva contatti con diversi enti e per cui è stato un lavoro multidisciplinare. In base, oltre c'era il capobase, più uno, due, Rosa Maria, più tre, quattro persone, dipendeva un po' dal periodo. Quando è stato il 22 mi sembra ci ha sopraggiunto una geologa di Roma, in sfida a tutti i vulcani, lei aveva un lavoro più di tipo geologico e si è aggregata al nostro gruppo, il gruppo di Rosa Maria e Dio, per cui abbiamo viaggiato per 2 o 3 giorni con 2 motoslitte e con tutte le precauzioni del caso, insomma. Quanto sono stati importanti questi studi che avete effettuato voi del team per capire l'andamento e l'evoluzione dello stato del clima ad oggi? La risposta nell'immediato non c'è, perché sono tutte ricerche cui sarà alla lunga che si vedono i risultati, perché coinvolgono diverse persone. Immagina solo che in questo momento io sto elaborando i dati, sarò a Roma prossimamente a portare forse il 20% dei dati elaborati. Gli svolti con la climatologia sono le applicazioni che verranno dopo, il classificare la neve, dargli una firma spettrale, quindi un polo nord un po' più freddo, un po' più caldo, tirando un po' i discorsi per renderlo più semplice. Può essere un'informazione molto importante, stessa applicazione può essere fatta sulle nevi antartiche, che sono Antartide grande 1,5 volte l'Europa, per cui immaginatevi un continente grande 1,5 volte l'Europa coperto di bianco. Questo bianco, dalla tipologia di questo bianco, può essere un bianco più freddo o un bianco più caldo. In ambiente alpino stiamo tentando di arrivare a avere un qualcosa dall'immagine satellite che possa aiutare nel comprendere certe situazioni di pericolo valanghe e anche capire la disponibilità della risorsa idrica presente sul territorio quando c'è neve, quindi quando la neve si scioglie, che viene rilasciata in questa stagione, per cui sono sì di risvolti a livello planetario, ma anche nel piccolo qualcosa, anche a Nino potrebbe tornare di utile all'agenzia stessa, tra l'altro. Potresti descrivere, raccontare in breve la tua giornata tipo al Polo Nord, a maggior ragione appunto del fatto che hai vissuto con il sole alto per 24 ore, cioè che sensazioni hai avuto a stare là a sapere che erano le 11 di sera e il sole era alto comunque? È una bella sensazione, in quei ambienti occorre darsi delle regole. Io mi alzavo tutti i giorni alle 7 e un buon caffè ci voleva sempre. Un buon caffè fatto di moka, un caffè portato dall'Italia, e lì iniziava la giornata e era il piccolo briefing mattutino su che cosa si doveva fare quel giorno in funzione anche del tempo. Io avevo dei rilievi scadenzati la mattina e poi in funzione della giornata come si era programmata ci si allontanava dalla base in motoslitta. Si mangiava di solito verso le 4 o le 5 del pomeriggio
E poi verso sera io avevo ancora un'altra cadenza di rilievi, sempre a Guggenbahn verso le 10 di sera, però c'era anche un momento di briefing, di scherzi fra i vari compagni, perché c'era una vita in comunità, insomma, come un appartamento, vivere in 6 che vengono da regioni diverse, comunità diverse, se non scatta quel meccanismo di complicità diventa veramente una sofferenza. E la luce fa sì che ti accorgi a mezzanotte, che è mezzanotte sull'orologio, che non hai sonno perché non sviluppi la melatonina che ti fa, che già vuoi il sonno, inizi a sentire stanchezza e poi ti devi imporre di andare a dormire. Nei diari di bordo che ci ha inviato nelle scorse settimane, tu parlavi appunto dei rilievi, dei campionamenti che hai fatto nei ghiacciai limitrofi alla base. Erano dei rischi, e se sì, quali? Alle Svalbard c'è un certo margine di rischio, ci si muove in motoslitta, che non è un mezzo abituale, si affrontano i ghiacciai, ci possono essere i crepacci. Se uno la vede in questa maniera, vede che c'è il freddo, c'è il vento, vede che è una situazione problematica per gestire la sicurezza. Devo dire che da esperienza accumulata negli anni nelle varie spedizioni, devo dire anche i corsi fatti sulla sicurezza con ARPAV, sia in territorio innevato che di gestione generale della sicurezza, soprattutto poi l'esperienza in ambiente alpino e anche un buon feeling col capobase, con Roberto Sparapani, ci ha permesso di ridurre al minimo i rischi e i pericoli. Io viaggiavo sempre col GPS, per cui in condizioni estreme sapevo come ritornare in base. La cosa invece novità di quest'anno è che hanno fatto un corso appositamente per la gestione degli orsi. Incontri ravvicinati con qualche orso? No, incontri ravvicinati nessuno per fortuna, anche se nella settimana in cui io ero a Ny-Ålesund, a Lundarbyen, che è dove c'è l'aeroporto principale delle Svalbard, se ne è arrivato uno in paese e 2 ne ho visto notare a margine del paese, nella baia Tistan. Nel tuo zaino, prima di uscire appunto dalla base, che cos'è che non doveva mai mancare nell'eventualità di un'emergenza? Non so. L'abbigliamento, perché alla fine una persona un giorno o 2 senza mangiare ci rimane, insomma, patisce un po' la fame, ma non è un dramma. Rimanere senza guanti o senza occhiali diventa un problema. A caldo, un bilancio di questa tua missione al polo? Ogni spedizione effettivamente lascia un qualcosa, ti lascia il mal dell'Artico perché rimane. Vi porto via quest'anno dalle Svalbard i colori delle montagne, i colori del mare che mi mancano, il silenzio di questo piccolo paese di montagna che arriva al mare. E la grande complicità con i compagni di avventura nell'ottimizzare tutti i tempi di ricerca, di lavoro, però anche i 5 minuti di goliardia, di divertimento fra tutti, insomma. I colori, l'ambiente, ma anche gli amici di viaggio. Parteciperai a qualche altra attività prossimamente? Difficile da rispondere perché c'è sempre la voglia di partecipare. Alla Rabba siamo un gruppo di amici, li chiamo così, che ci siamo sempre aiutati in tutte le situazioni in 10 anni, anche perché diciamo anche i nostri dirigenti ci hanno lasciato lavorare in questa maniera, perché dobbiamo riconoscere ad ARPAV, dal dottor Somavilla, al dottor Lucchetta, per andare su fino a Drago, diciamo, questa capacità di vedere la capacità lavorativa in certi settori, come capita anche da altre parti, per amor del cielo. Però quando ci sono dei lavori, io certamente sto lavorando per poter ritornare alle Svalbard, per poter tornare in Antartide, però so già che il mio lavoro sarà in realtà per qualche altro collega che sarà il prossimo ad andare, per cui non sarò io ad andare perché c'è un certo turnover, un certo avvicendamento che diventa naturale fra di noi, non c'è una competizione, vado io, no, vado tu, gli sgambetti o meno, c'è, posso dire, una complicità che deve gestire questa cosa. In questo momento sto lavorando con speranza di tornare, però so che si andrà sicuramente il mio collega, insomma. Alla prossima spedizione, al prossimo racconto. Grazie mille e io ringrazio soprattutto voi dell'ufficio stampa
e te, la Savio e tutti quanti quelli con cui sono stato in contatto, perché è stato piacevole seguire, darvi delle informazioni che poi sono state circuitate in una certa altra maniera, per cui mi ha fatto piacere anche a me, insomma, portare un po' a voi e un po' al mondo di chi segue le vostre attività, l'esperienza che si è fatta al nord, perché, perché sono sempre belle esperienze che amo condividere con le persone a cui piacciono questi terreni, questi territori. Insomma.